autostrada A4, coinvolti 5 tir, un'auto, un morto e 2 feriti, chiuso il tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Dopo una lettera al sindaco di Vidore e la minaccia da parte della mamma di Alex Marangon di incatenarsi davanti all'abbazia, il comune ha deciso di non fare il palio nel luogo in cui è morto il 25enne di Marcon. Affitti turistici scoperti e sanzionati da Polizia Locale e Guardia di Finanza nel campus di Santa Marta. Gli studenti del collettivo LISC ne avevano già parlato ad aprile. Il sindaco ha firmato una nuova ordinanza anti-movida. Fino al 31 ottobre sono in vigore a Venezia e Mestre le norme pensate per tutelare la quiete dei residenti, coinvolte anche attività artigianali e mini market. Si è spento a 92 anni Palmiro Fongheri, il re del remo, simbolo della voga veneziana. La regata storica di domenica sarà dedicata a lui. Dopo quasi 5 secoli dalla sua realizzazione, alle gallerie dell'Accademia è stato ricomposto un soffitto ligneo che Giorgio Vasari aveva dipinto per un palazzo sul Canal Grande. In attesa dell'inaugurazione ufficiale di stasera, tanti veneziani hanno partecipato alla proiezione del film restaurato di Vittorio De Sica, L'oro di Napoli. Tanta l'emozione in sala. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con il duplice incidente che si è verificato nel pomeriggio lungo l'autostrada A4, il primo tra gli svincoli di San Stino di Livenza e di Portogruaro, ha coinvolto 5 mezzi pesanti, 2 autisti sono rimasti feriti. Qualche minuto più tardi, verso le 17, un altro incidente sempre in A4, questa volta tra gli svincoli di San e Cessalto, direzione Trieste, ha causato una vittima per il tamponamento di un mezzo pesante da parte di un'auto. È appunto deceduto il conducente. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi sanitari del 118, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente della vettura che aveva targa slovena. Sul posto la polizia stradale e il personale dell'autostrada. La morte di Alex Marangon dopo la minaccia da parte della mamma di incatenarsi davanti all'abbazia, il sindaco di Vidor del Trevigiano ha deciso di non effettuare il palio nel luogo in cui il giovane barman di Marcon ha perso la vita. L'amministrazione comunale di Vidor ha concordato con gli organizzatori del palio, la Prolocola Vidorese e il Parico, che la manifestazione 26esimo Palio Assalto al Castello, in programma 7-8 settembre 2024, si terrà in piazza Zadra, via Piave, fronte al municipio, quindi in piazza di Vidor. E quindi non coinvolgeremo il territorio, l'abbazia e il territorio dell'abbazia. Quindi abbiamo cambiato il programma. La decisione comunicata dal sindaco di Vidor arriva dopo le dichiarazioni di Sabrina Bosser, la mamma di Alex Marangon, il 25enne che proprio in quell'abbazia ha perso la vita 2 mesi fa e sulle cui cause non ci sono ancora risposte. La donna è andata su tutte le furie all'idea che quel luogo fosse ancora una volta teatro di iniziative o eventi come il palio. Per questo aveva scritto anche al sindaco. Non vogliamo che venga aperta l'abbazia al pubblico per fare qualsiasi evento. È una cosa scandalosa che abbiano solo pensato di aprire l'abbazia per questo. Sabrina e il resto della famiglia non si danno pace, soprattutto perché sembra che dalla morte di Alex siano state commesse alcune leggerezze, dice. Prima fra tutte la celebrazione di un matrimonio il giorno seguente alla scomparsa del ragazzo. È stata una cosa scandalosa, con tutte le forze dell'ordine, tutti i soccorritori. In mezzo a tutto questo è stato fatto un matrimonio. È stato fatto un matrimonio nella chiesa dove è stata celebrata questa cerimonia, questo rito. Cioè noi stiamo combattendo perché venga messo sotto sequestro l'abbazia, e sono 2 mesi, venerdì, e questi fanno eventi come se
niente fosse. Alex aveva partecipato a un rito spirituale nella notte tra il 29 e il 30 giugno insieme a una ventina di persone, compresi 2 curanderos colombiani, gli ultimi ad averlo visto vivo. Il corpo è stato ritrovato il 2 luglio sul Greto del Piave, a 4 chilometri dall'abbazia. Oggi la famiglia non ha ancora alcuna risposta e la versione fornita dai testimoni non li convince. Alla mattina alle 11 avevano già sistemato tutto quanto dentro la chiesa e abbiamo le prove, abbiamo delle foto e quindi siamo sicuri che là è stato spostato tutto. Intanto dalla procura è emerso che la traccia di sangue trovata nell'auto di Alex risulterebbe scarsamente rilevante. In settimana dovrebbe arrivare l'esito dell'esame tossicologico sul corpo del ragazzo. E a mezzogiorno di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada 4 per l'incendio di un rimorchio di un camion che trasportava materiale ferroso. L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Pianiga, direzione Venezia. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Spente le fiamme, sul posto la polizia stradale e i tecnici della società Autostrade, cause ancora in corso di accertamento. Dagli affitti turistici scoperti e sanzionati da Polizia Locale e Guardia di Finanza nello studentato universitario di Santa Marta avevano già parlato mesi fa gli studenti. Venezia.com ricorda anche un caso simile successo ben 11 anni fa. Sentiamo. Quei 28 letti destinati ai turisti per 150 euro a notte allo studentato universitario di Santa Marta, scoperti e sanzionati durante l'ultima tornata di controlli di Polizia Locale e Guardia di Finanza, inevitabilmente stanno facendo discutere in una città con un enorme problema abitativo come Venezia, che conta 6.000 affittanze turistiche, compresi interi palazzi svuotati di residenti e convertiti ad affittanze brevi. L'Università di Ca' Foscari si è detta esterrefatta. Il Comune ha disposto un provvedimento di cessazione immediata dell'attività. Camplus, la società che gestisce lo studentato, ha invece precisato che la convenzione con l'università consente anche l'ospitalità breve nel periodo estivo. In ogni caso il collettivo universitario LISC, Liberi Saperi Critici, aveva già segnalato il fatto ad aprile, vedendo il viavai di trolley per lo studentato e dopo aver visto le inserzioni sulle piattaforme di prenotazione online. Ci lascia stupefatte il fatto che l'università stessa si dica esterrefatta di questa cosa, quando è possibilissimo vederli anche adesso entrare e uscire i turisti dal campus, in un campus finanziato da fondi europei pubblici ma gestito completamente da privati. Questo è un enorme problema politico e dal nostro avviso è innegabile la responsabilità dell'università e degli enti pubblici come ESU, che è il primo che caccia gli studenti durante i mesi estivi, studenti destinatari di borse di studio e quindi di aiuti, per 2 mesi vengono cacciati per fare spazio proprio ai turisti. Non si stupisce neanche Matteo Secchi di Venezia.com. Ben 11 anni fa Venezia.com aveva denunciato un caso simile. Era la ex caserma Manin, gestita dallo IUA. Adesso, al tempo loro si erano giustificati dicendo che in estate gli studenti non ci sono, quindi potevano affittare ai turisti. Invece noi abbiamo dimostrato che affittavano anche durante l'anno scolastico in corso. Sì. Mandando una nostra aderente, la Luana, a dormire, e ha dormito fingendosi turista e abbiamo la ricevuta fiscale e al tempo abbiamo denunciato la cosa, quindi noi non siamo esterrefatti nel sentire queste cose. Per gli studenti di LISC il problema è comunque politico. Frequentare l'università per chi è fuori sede comporta ormai delle spese tali da mettere in discussione il concetto stesso di istruzione pubblica. In una residenza studentesca che dovrebbe venire incontro a studenti e studentesse, i prezzi sono superiori a quelli di mercato, ovvero una doppia arriva a costare 700 euro, una singola 900, quando diciamo prezzi di mercato più o meno sono dai 250-300 ai 400-500 invece per le singole.
Ed il sindaco Brugnaro ha firmato la nuova ordinanza che fissa le limitazioni degli orari dei pubblici esercizi per tutelare la quiete e la vivibilità nelle zone della movida veneziana e della terraferma nelle ore notturne. L'ordinanza è valida fino al 31 ottobre dalle 6 alle 23. I pubblici esercizi delle zone interessate dovranno cessare la mescita entro l'1:30. Dopo le 23 dovranno dotarsi di personale dedicato a supervisionare il plateatico stesso per garantire tranquillità sia all'interno che all'esterno del locale. Questa nuova ordinanza, ha commentato l'assessore al commercio Costalonga, è rivolta al benessere della città e di chi la vive, aspetti a cui il sindaco Brugnaro ha sempre rivolto grande attenzione, anche il risultato di un percorso di ascolto della cittadinanza. E torniamo ora a parlare dello schianto dell'ultraleggero avvenuto domenica pomeriggio a Campo Longomaggiore, nel quale ha perso la vita l'imprenditore 60enne padovano Nicola Baso. Mentre le varie ipotesi sullo stato del velivolo sono ancora al vaglio, sembra escludersi al momento quella di malore del pilota, definito da tutti esperto e responsabile. Intanto l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta che giocoforza si intreccerà con l'indagine della Procura di Venezia. Ed ora apriamo una finestra sulla mostra del Cinema di Venezia, torniamo a collegarci con i nostri inviati al Lido, Lorenzo Maier e Nicoletta Rizzetto. A te Lorenzo, buonasera. Buonasera Marta, a te e ai nostri telespettatori. Allora, è da pochi istanti, da pochi minuti è cominciata la cerimonia di apertura dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Con le immagini di Nicoletta Rizzetto che sta seguendo la parte tecnica, vedete che qui il red carpet ora è deserto perché sono tutti in sala e 1100 fortunati che stanno assistendo alla cerimonia di apertura. Questa cerimonia è anche replicata al Parabiennale, altra struttura della mostra che accoglie 1700 persone, quindi una mostra che parte all'insegna del tutto esaurito e parte anche con un bellissimo appello del Presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, che ha richiamato come la mostra del cinema di Venezia vuole essere un messaggio di pace e riuscire, se possibile in qualche modo, a richiamare lo spirito olimpico che dovrebbe fermare le guerre. Purtroppo non è stato così a Parigi, ma il Presidente Buttafuoco ha richiamato le bandiere che sono sul tetto del palazzo di paesi diversi che dialogano attraverso la cultura, quindi questo è davvero un bel messaggio. Da questa sera ci sarà poi la festa all'Excelsior per gli invitati e da domani si comincerà a parlare di concorso del Leone d'Oro ed anche delle altre 5 sezioni che compongono il programma ufficiale della mostra. In questo red carpet che abbiamo visto tantissime celebrità, la madrina Sveva Arviti è stata disponibilissima con i fan, è stata la prima ad arrivare già verso le 17 ovviamente per fare le prove, ma anche molti altri si sono concessi abbondantemente ai fan. Monica Bellucci invece avevamo stretti coi tempi, ha preferito andare direttamente in sala, ma qui i fan sono ancora in coda perché sperano di poi vederla uscire. Una mostra, come detto, che parte sotto i migliori auspici con i paesi di tutto il mondo rappresentati, con tanta cultura, tanta mondanità e tanta voglia di dare un messaggio vitale di Venezia che fa parlare per la cultura e non di altre vicende. Se sei d'accordo vi farei vedere il servizio che abbiamo preparato sul film di preapertura L'Oro di Napoli. Abbiamo parlato anche con Aurelio De Laurentiis che lo ha restaurato e con Nicoletta Rizzetto vi salutiamo e ti restituisco la linea. A più tardi. La proiezione del film L'Oro di Napoli, restaurato in 4K, è stato il primo evento ufficiale dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. In sala tantissima gente, tutto esaurito, con tanti veneziani e grande emozione, spiega il restauro il regista Andrea De Sica.
nipote. Un'emozione molto grande e inedita, perché il fatto che Alberto Barbera abbia invitato questo enorme film di mio nonno a fare una preapertura della Biennale in occasione dei 50 anni della sua morte vuol dire che il più grande festival di cinema italiano ama e omaggia un grande del cinema che è stato Vittorio De Sica e che lo è stato anche per Venezia. Sfortunatamente io sono nato dopo la morte di mio nonno, però ho avuto un grande maestro che è stato mio papà, Manuel De Sica. Sono contento oggi, in assenza di mio padre, aver fatto io il primo restauro, diciamo, della mia vita e di portare avanti questa eredità culturale. Questo restauro è avvenuto con la grandissima partecipazione di Aurelio De Laurentiis e Cinecittà, che diciamo, è intervenuta con i suoi mezzi economici e tecnici per fare un grandissimo restauro digitale 4K che spero apprezzerete. In sala, tra gli altri, oltre al direttore Alberto Barbera, che ha voluto fortemente questo gesto in occasione dei 50 anni della morte di Vittorio De Sica, anche il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, nonché Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e proprietario del film. A curare il restauro fondamentale Chiara Sbariggia, presidente di Cinecittà. Sono felice di poter dire che Cinecittà è un'eccellenza nel campo della conservazione e del restauro dei film. In questo caso era un negativo con molti graffi, macchie e poi il color grading per rimettere a posto anche tutta la parte dei chiaroscuri e della fotografia. E stasera è splendente. È perfetto. Noi se non restauriamo e non conserviamo bene rischiamo di perdere dei film per sempre. Lutto a Venezia per la scomparsa di Palmiro Fonger, mancato oggi a 92 anni. Considerato un re del remo, cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e già veneziano dell'anno, Fonger ha conquistato 12 regate storiche su 39 cui ha partecipato, la prima nel 1953 a 21 anni. E domenica prossima, durante la regata storica, ci sarà un alzaremi ed un minuto di silenzio in suo onore. I gondolini saranno listati a lutto, unanime il cordoglio espresso in queste ore dal mondo della voga al mondo della politica cittadina e regionale. Sono 63 le violazioni accertate dalla polizia locale nell'ambito dei controlli sulla navigazione effettuati negli ultimi giorni a Venezia, di cui 33 per superamento dei limiti di velocità. Gli agenti dotati di telelaser hanno attenzionato in particolare il bacino di San Marco, il Canal Grande, il canale di Canareggio e rii secondari. Controllate anche varie unità per un totale di 8 violazioni amministrative riscontrate per imbarco e sbarco passeggeri sui pontili ACTV, 2 per mancato rispetto del senso unico, 3 per assenza di certificato di assicurazione, 5 per mancato rispetto della ZTL, 8 per ormeggi irregolari e 4 per irregolarità nella tenuta della documentazione di bordo. Le attività del servizio sicurezza della navigazione proseguiranno per tutto il periodo della mostra del cinema. A Chioggia ora 3 giorni di pulizia dei fondali delle Tegnue hanno portato a recuperare 250 kg di rifiuti e c'era davvero di tutto. Vediamo. Attrezzi da pesca, cavi, corde e addirittura materiali da imballaggio. Sono solo alcune delle tipologie di rifiuti recuperati durante le operazioni di pulizia dei fondali delle Tegnue di Chioggia, per un totale di circa 250 kg di materiale. Sono stati asportati solo quelli la cui rimovibilità non avrebbe intaccato il fondale, le specie endemiche o riportati nelle liste della protezione europea. Tra i materiali rimossi anche cavi di traino in acciaio, retine per molluschi, calzature e contenitore per liquidi. Gli operatori tecnici subacquei di Idra hanno lavorato per 14 ore in 2 equip con 2 sommozzatori ciascuna, alla profondità operativa massima di 23 metri. Il risultato ha portato alla pulizia del 70% dell'area del sito, ha spiegato l'assessore regionale alla pesca Corazzari. Sarà necessario pensare ora a progetti finalizzati a ripulire e bonificare le Tegnue, ha aggiunto invece il sindaco Armelao. Ora che il comune di Chioggia ha concluso, è l'unico ente gestore delle Tegnue, dovremmo coordinare il lavoro tra le istituzioni ricercando anche fondi ad hoc per renderle sicure, visitabili e pulite. Dopo quasi 5 secoli dalla sua realizzazione alle Gallerie dell'Accademia di Venezia è stato ricomposto un soffitto ligneo che Giorgio Vasari aveva dipinto per un palazzo sul Canal Grande. Dalla fine del Settecento i pezzi di questo soffitto di legno erano dispersi in varie collezioni.
Questo soffitto ligneo fu dipinto da Giorgio Vasari nel 1541 a Venezia per una stanza di Palazzo Corner Spinelli, un edificio che i Corner, tra le famiglie più influenti e nobili della città, aveva da poco acquistato dalla famiglia Lando sul Canal Grande. A metà Settecento però le opere furono smontate e trasferite altrove, quindi vendute singolarmente. Ora, a 5 anni dalla sua realizzazione, il soffitto del Vasari è stato ricomposto alle gallerie dell'Accademia al termine di un lungo percorso di acquisti in Italia e all'estero iniziato negli anni '80 per iniziativa del Ministero della Cultura e degli istituti territoriali veneziani. 12 metri quadrati di tavole dipinte divise in 9 scomparti, con le 5 virtù: fede, speranza, carità, pazienza e giustizia, e 4 putti agli angoli della sala. Delle 9 tavole ne sono state recuperate 8, ma sostanzialmente l'opera si può dire è tornata assieme ed è ora visitabile alle gallerie dell'Accademia. Ed è tutto per questa edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.